In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, i carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno incrementato i controlli con servizi straordinari sul territorio in tutta la provincia e con servizi nelle zone maggiormente interessate dai furti in abitazione. In totale impegnate oltre 46 pattuglie delle stazioni e delle sezioni radiomobili, coadiuvate da squadre del 4° Battaglione Veneto di Mestre. Identificate 364 persone, controllati 257 veicoli, 38 esercizi pubblici, di cui 6 attività di rivendita di articoli pirotecnici, 9 le patenti ritirate e segnalate al prefetto 4 persone per uso di sostanze stupefacenti. Nella Bassa Padovana sono stati denunciati un 30enne di Este per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. È stato trovato in possesso di un coltello, poi sequestrato, e 4 uomini tra i 29 e i 57 anni per guida in stato di ebbrezza. Inoltre sono stati segnalati al prefetto 4 giovani tra i 18 e i 30 anni come assuntori, poiché trovati in possesso di stupefacente.